26 e 27 maggio, Treviso al voto. Votazioni che dovranno segnare la svolta, perché saranno le prime 2.0 con elettori e candidati ben coinvolti e più o meno esperti naviganti nel mare magnum del web, perché Treviso ha problemi importanti da affrontare. PM10 e rete fognature sono oramai argomenti non più procrastinabili, perché la crisi ha cambiato il volto anche di questa città. L'emarginazione non è più tanto marginale. È una città che si è svuotata, che si è demograficamente molto indebolita, certamente anche molto più invecchiata rispetto a 5 anni fa, le ultime elezioni amministrative, e quindi è una città proprio dal punto di vista proprio della sua popolazione quasi da rifondare. Una città da rivitalizzare sotto tutti i punti di vista, magari con giovani famiglie. Sta crescendo il fenomeno delle famiglie che non nascono perché le difficoltà economiche sono significative, quindi credo anche indirizzare i fondi, anche se non sono tanti, proprio in questa direzione di aiuto alle famiglie e ai giovani. E per dare una mano ai giovani servono indubbiamente nuove politiche abitative che darebbero un impulso a un mercato, quello edile, sul ciglio del precipizio. Non si costruiscono più case popolari, né si ristrutturano quelle vecchie, e qui occorre un forte intervento dei comuni e degli ATER. E naturalmente va rimessa al centro dell'attenzione l'impresa, quella però che opera nel territorio. L'impresa ha valore sociale per il territorio qui e quindi ha senso investire qui nel posto. Dall'altro lato l'appello è verso chi cerca il lavoro, serve capacità di adattamento pur preservando i diritti conquistati. Mantenere uno standard qualitativo di lavoro che sia frutto delle battaglie anche sindacali ottenute negli anni, non si può svendere il lavoro pur di lavorare. In coro, per affrontare il periodo di crisi, si fa appello alla solidarietà e alla forte collaborazione tra cittadini e amministratori, dal SUNIA l'invito addirittura a stilare una anagrafe dello stato di povertà. Combattendo l'attuale disordine di compartimenti stagni. Far sì che realmente ci sia una sinergia significativa. Vivere la solidarietà corta.